Buongiorno ragazzi e ben ritrovati sul canale Road to Nowhere. Oggi nuova escursione, il giro della Croda da Lago. Abbiamo lasciato la macchina in località Ponte d'Eruculto e praticamente da Cortina prendete la strada in direzione Pocol, si percorre il Passo Giau e dopo circa 4 km c'è uno spiazzo sulla sinistra comodo dove poter lasciare la macchina. Dal parcheggio prendiamo il sentiero ben segnalato 437 in direzione rifugio Croda da Lago, noto anche come rifugio Palmieri. Il giro d'anello dura in totale quasi 6 ore e sono circa 890 metri di dislivello. Comunque è un sentiero ben tracciato, quindi non è particolarmente difficile. Questo che avete appena visto e che ora supereremo tramite un ponticello, c'è sempre un elicottero dove andiamo noi, è il Rio dell'Alpe de Formin, molto molto bello. Arrivati a questo bivio prendiamo la svolta a destra e non per il rifugio Palmieri. A questo punto pian pianino stiamo uscendo dal bosco e si risalerà interamente la parete rocciosa, diciamo, fino al raggiungimento della Forcella Rossa Val Formin. Ovviamente voglio un like perché io i bastoncini non ce li ho perché devo registrare. Oggi e domani faremo 2 escursioni, quindi vi consiglio di seguire il canale, lasciare un like che per me è molto importante e se volete anche attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Mette via le bacchette, vi volevo dire che voi forse non sapevate che esiste anche questa. Lei quando suda praticamente suda solo metà faccia in poi, cioè è proprio sudata, è rossa e dall'altra parte sì, vabbè, leggermente, però si vede che non ha sudato di là. Quindi se arriviamo a 50 like ve la faccio vedere nel prossimo video, va bene? Dopo circa 400-450 metri di dislivello belli fissi si intravede un po' di piano. Allora, quella è la Verau. La Gazzuoi, lì ci siamo stati, amore. Sono stati anche sulla Verau in realtà. Poi c'è la Tofana di Rozes, che è quella che dovremmo fare domani, ma vediamo come siamo presi. La Tofana di Mezzo. Siamo alla Forcella. Alezzo è rimasto giù perché non la voglio salire.
e direi pausa meritatissima con una buona piadina. Ok, adesso si riparte. Sì, Seguiamo il sentiero in discesa fino a raggiungere la forcella, Pizzola, e poi il rifugio. il rifugio, dall'unica stradina che c'è, quindi impossibile sbagliare da sotto. Ciao, sono Maria. E in discesa ho un po' paura, quindi vado un po' piano. Questi qui, ragazzi, sono i prati del Mondevallo e non riusciamo a descrivervi la pace che c'è qui. Pazzeschi. No, siccome ce la vogliamo rischiare, io ho preso questa strada qua. Lei ha preso quella strada che va di là. Vabbè, che dovrebbero congiungersi. Provo ad andare avanti, ma che vada se vengo là io. Sempre meglio stare in quota, l'ho sempre detto. Infatti il sentiero si ricongiunge, ma io mi risparmio un po' di salita. Prima lì al video seguiamo poi 434 per arrivare al rifugio Palmieri. Adesso vediamo, ci sarà un po' di salita qua fino alla forcella, poi dovremmo esserci secondo me. Forcella Ambrizzola 2277 Ecco e Cortina. siamo a metà Cortina. Il lago. Ora si segue, come ho detto prima, il 434 e si rientra, praticamente si fa il giro. Ci siamo, eccolo lì il rifugio. 10 minuti e ci siamo. La pausa per riempire le borracce, bere qualcosa. Siamo al lago, uno spettacolo, una tranquillità bellissima. E adesso credo manchi circa un'oretta, siamo più della metà del giro. Attualmente abbiamo fatto circa 9 km, quindi dovrebbero mancarne 3 più o meno. Sentiero 434. Adesso dovremo raggiungere, secondo me, quel bivio visto inizialmente a inizio video, insomma. Stiamo facendo un'interessante discesa, facendo il giro contrario sarebbe stata altrettanto interessante in salita. Come potete notare, un esemplare di Alezu che inquina l'ambiente. Ciao Alezu! Eccoci qua ragazzi all'incrocio di questa mattina, siamo arrivati ormai alla macchina. È stato un giro interessante, siamo a circa 12 km ora che arriviamo. È impegnativo anche da questa parte di qua, si arriva prima al rifugio, però forse è meglio con quella vista di là. Sì, è meglio. Questo è meno panoramico che quello che abbiamo fatto stamattina, molto bello. E come sempre prima di salutarci vi chiedo di lasciare un like e commentare se il video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché usciranno tantissimi altri video. Condividete anche il link del canale con i vostri amici e un saluto da Road to Nowhere.